Ci sono momenti nella vita di un calciatore in cui bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo, momenti in cui bisogna trovare energie che nemmeno si pensava di possedere. Ben ritrovati amici della Wii Sport, Antonio Correa vi porge un cordiale saluto e si appresta a raccontarvi il big match tra Sporting Taormina e Ionica, valevole per la 17ª giornata del campionato allievi regionali Girone D. La capolista Ionica, allenata da mister Campagna, vede 5 lunghezze di vantaggio sui ragazzi di mister Sgarlata. Nell'ultimo turno, nel dettaglio, vediamo la vittoria per 3-1 contro l'Olympique Priolo. Dall'altra parte lo Sporting Taormina si è imposto in formato esterno per 4-2 in rimonta contro i ragazzi della Stella Nascente. Abbiamo visto, grazie alle nostre grafiche, i 22 che offriranno lo spettacolo odierno, e con l'ausilio delle nostre immagini passiamo dunque a raccontarvi di questa prima frazione con lo Sporting Taormina che attaccherà da destra verso sinistra dei posti di teleschermi. Viceversa ovviamente la Ionica, la prima emozione è l'ammonizione di Ferraro, capitano della Ionica. Segnatevi questo momento, ci servirà nel proseguo della partita. Poi Finocchiaro salta a 2 avversari, prova a imbeccare il compagno, ma c'è l'uscita in presa alta di Altieri che gli va a dire di no. Bel guizzo quello del numero 7 dello Sporting Taormina. Ancora qui Finocchiaro che guadagna il pallone, poi Castorina prova il lancio e ancora una volta Altieri, stavolta in 2 tempi, a uscire a fare su il pallone. Continuano a spingere i ragazzi di mister Sgarlata in questo primo tempo. L'occasione è di Faranna che involontariamente colpisce il proprio palo. Arriverà poi Finocchiaro nel tentativo di Tapin, clamorosamente va a sbagliare con il destro. Dall'altra parte ci prova la Ionica, l'azione è ben ragionata, si guadagnano l'out di sinistra i ragazzi di mister Campagna, il pallone viene messo in mezzo, il tentativo di Miano è per poco. La Ionica in questa prima frazione non si porta in vantaggio, c'è poi il susseguente calcio d'angolo, il colpo di testa da parte di Savoca, il pallone va alto, anche in questo caso arriverà il primo cambio per mister Sgarlata, uscirà Pavone al suo posto, entrerà il numero 15 Liotta. Vediamo ancora lo Sporting Taormina in avanti, proprio il neo entrato Liotta va a scambiare in maniera perfetta con Castorina, la prova a mettere al centro, Finocchiaro va a ciccare il tentativo, arriva il numero 11 Torrisi che però manca l'appuntamento con il gol. Sarà anche l'ultima occasione di un primo tempo avaro di emozioni, reti bianche fino a questo momento dal Baciagalupo di Taormina. Vedremo se nella seconda frazione una delle due squadre riuscirà a sbloccare questo importantissimo match. Nel frattempo per guai fisici esce Giovane ed entrerà il numero 13 Raciti, e con l'ausilio delle immagini passiamo dunque con il secondo tempo. Subito il Taormina con questo spiovente che però è facile preda di Altieri. Ancora la Ionica che prova a inclinarsi in area di rigore con Santoro che viene steso qui da Trovato. Vediamo qui nel replay che c'erano tutti gli estremi per il calcio di rigore, si lamenta Capitan Ferraro. Vediamo qui che però la Ionica continua a spingere proprio con Ferraro che viene steso stavolta da Raciti, e per il direttore di gara è calcio di rigore. Probabilmente c'era più il primo che il secondo. Nel frattempo si prepara al punto di battuta il numero 8 Mifa che spiazza il portiere Mauro e porta in vantaggio la Ionica. Sono passati pochi minuti dall'inizio del secondo tempo ed è stato il centrocampista di mister Campagna a portare in avanti la capolista, che qualora il risultato fosse questo allungherebbe ancora sullo Sporting Taormina. Ancora la Ionica in avanti, è una scheggia impazzita il numero 7 Santoro, ma fa buona guardia qui la difesa dello Sporting Taormina. Ancora qui i ragazzi di mister Sgarlata che provano a farsi vedere in avanti, il pallone viene girato da Castorina per Torrisi che proverà il destro che però andrà completamente fuori dallo specchio della porta difesa Altieri. L'azione poi continua, dall'altra parte Santoro si inquina nel rigore, supera un avversario, supera anche il secondo e appoggia il destro per il 2-0 della Ionica. Festeggia sotto la curva, va a zittire la tifoseria del Taormina il numero 7 coraggiosissimo Santoro, che qui continua a prendersi i complimenti da parte dei compagni. C'è anche una dedica del numero 7 della Ionica. Vediamo qui ancora l'occasione clamorosa invece dello Sporting Taormina. Dall'altra parte, dopo un calcio di munizione, ci ha provato Torrisi. Qui arriva la seconda e clamorosa ammonizione invece per Ferraro, che però non verrà espulso da parte del direttore di gara. Ci proverà lo Sporting Taormina qui con questo spiovente in avanti, ma è Altieri a dire di no.
Ai ragazzi di Mister Sgarlata sarà anche l'ultima occasione di questo secondo tempo, finirà così la partita del Baciacalupo. Lo Sporting Taormina si inchina alla capolista ionica nonostante una bella prestazione, figlia di solidità, soprattutto difensiva. Da Antonio Caroè per la Wisport è tutto, alla prossima! Allora mister, come ha detto lei, ci serve l'assist, l'episodio del rigore, forse è l'episodio chiave della partita. Non vogliamo sminuire la prestazione di entrambe le squadre a quel momento, ma forse è stata veramente la chiave di volta, quello che ha cambiato un po', vi ha tagliato le gambe, ha spezzato magari il fiato di tanti giocatori e a quel punto non ci sono state le possibilità di rimonta. I ragazzi anche magari il livello mentale non sono riusciti a tenere, però volevamo sapere una cosa, soprattutto da parte vostra. Il campionato chiaramente non è finito, il distacco dalla Ionica ovviamente aumenta, però ricordiamo che lo Sporting ancora ha una partita da recuperare, quindi i ragazzi sono lì. Ma in queste partite l'episodio spacca la partita, perché passano in vantaggio loro o passiamo in vantaggio noi, ovviamente poi la squadra che deve andare a recuperare si espone al contropiede. Così è stato, noi dopo il rigore abbiamo cercato di chiuderli nella loro area e poi ovviamente in contropiede abbiamo preso il raddoppio e poi lì giustamente anche se fino all'ultimo lodo i miei ragazzi, perché fino all'ultimo anche sul 2-0 hanno giocato, e questo è quello che io chiedo a loro e voglio, perché fino all'ultimo si deve giocare indipendentemente dal risultato. Il campionato noi siamo una matricola, e come matricola penso che ci stiamo comportando bene, siamo un paio di squadre lì. La Ionica un pochettino ha preso le distanze su tutti, ma è ovvio, anche perché loro sono i campioni del girone dell'anno passato. Noi cercheremo in tutto e per tutto di arrivare alla fase finale, ai playoff, e poi insomma fino alla fine sicuramente non molleremo. Il nostro obiettivo è i playoff e siamo ben contenti di lottare per questo obiettivo. Va bene amici della Wisport, allora ringraziamo Mister Sgarlata, gli facciamo ancora i complimenti. Grazie. Soprattutto per la sportività e per tutti i valori che mette in campo insieme ai suoi ragazzi. Da Antonio Caroè, da Taormina è tutto, alla prossima.